Ieri sera abbiamo avuto un consiglio comunale speciale sull'argomento Omba, erano presenti tutte le forze politiche locali, anche la senatrice Sbrollini, e nel quale abbiamo discusso ampiamente il caso, anche con le forze sindacali. L'Omba deve essere salvata. Continuano le azioni su più fronti per preservare la storica azienda di Torri di Quartesolo. Salvaguardare i 120 lavoratori e le loro competenze d'eccellenza sono il proposito di un'intera comunità che crede fermamente nella bontà dell'operazione. È necessario poter discutere con la proprietà, la famiglia Malacalza di Genova, che fin qui ha imposto le proprie volontà. Oggi l'azienda è stata nuovamente convocata dalla Regione Veneto al tavolo con i sindacati. Vanno poste urgentemente alcune richieste. Chiediamo sostanzialmente all'azienda di rifinanziare il debito, di sospendere la procedura di licenziamento collettivo per dare più tempo alle manifestazioni di interesse di eventuali altre proprietà e eventualmente di trasformare il concordato in un concordato fallimentare con continuità, quindi l'azienda possa continuare nel frattempo a lavorare. L'esito dell'incontro alla fine si è risolto ancora in un nulla di fatto. Tutto rinviato al 22 marzo prossimo, a pochi giorni dalla scadenza della procedura di licenziamento fissato dalla proprietà al 26 marzo. Fiduciosa ma decisa resta la posizione del Comune. Siamo pronti a valutare qualsiasi altra iniziativa per stare al fianco dei lavoratori, quindi non ci fermeremo, continueremo la battaglia assieme.